Amici di QDP News, ci troviamo a Valdobbiadene perché qui attorno all'ora di pranzo abbiamo appunto verificato un episodio che con il sindaco Luciano Fregonesi adesso andremo a capire. Ci troviamo in via Erizzo, proprio in prossimità dell'incrocio con via della Pace, al semaforo della strada che congiunge la frazione di Bigolino con Valdobbiadene. Sindaco, cos'è successo? È successo più o meno tra le 11 e le 11:30 durante un lavoro di posa della fibra ottica. È stato intercettato un tubo di media del gas, una conduttura del gas. L'odore di gas è piuttosto evidente ancora adesso. Per motivi precauzionali sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso, abbiamo il servizio di ambulanza, ovviamente operatori a Scoppiave e la polizia locale. Circa 10 abitazioni, devo dire che alcune non sono nemmeno in casa, adesso si stanno avvisando proprio perché nell'ora di pranzo probabilmente erano in casa ma adesso sono al lavoro. Mi auguro che il disagio sia il più limitato possibile, però ripeto, sono tutte procedure di sicurezza doverose perché interventi come questi possono causare delle criticità elevate, quindi se vengono prese certe precauzioni con tutto quello che ne consegue, stiamo parlando di circa 30 persone che saranno qui sul posto per intervenire, quindi devo dire, per tutti è un disagio, ma se è fatto è per garantire sempre e costantemente la sicurezza di chi abita ma di chi anche transita per queste zone.